Da settembre senza uno stipendio a causa, stiamo parlando dei pescatori, della devastazione del granchio blu. Una nuova protesta nella zona del Polesine, nella zona di Porto Tolle, anche contro il consorzio di Scardovari. Sentiamo. Siete senza stipendio da quanto? Da 7 mesi. Da settembre. Da settembre. Da settembre siamo a casa. E ogni mese non paghiamo i contributi. Niente. Il mondo della pesca polesano è scoraggiato e al tempo stesso in fermento. Da settembre buona parte dei pescatori delle cooperative che fanno parte del consorzio di Scardovari non riesce ad avere uno stipendio. Il settore è in ginocchio, in tanti hanno cambiato lavoro e il granchio blu è, per quanto importante, solo l'ultimo dei problemi. Una situazione che ha spinto un centinaio di lavoratori a scendere in protesta di fronte alla sede del consorzio, che oggi più che mai è sotto tiro da parte dei suoi stessi componenti. Tra le critiche principali c'è, secondo i pescatori in protesta, un accentramento eccessivo da parte del potere e delle decisioni. Ultima e contestata quella di concedere spazi privati ed esclusivi alle singole cooperative, anziché mantenere la situazione attuale. Questo comporterebbe privilegi e differenze che farebbero venir meno di fatto la necessità di un consorzio. Ognuno insomma andrebbe per la propria strada, inaccettabile secondo chi protesta, ma la spaccatura è profonda e la richiesta al CDA di rivedere il proprio operato è forte. Siamo qua in pochi perché tanti hanno dovuto cercarsi un lavoro per pagare bollette, per pagare i contributi che neanche ora a tutt'oggi. Tra politici che fanno tavoli ogni 10 giorni siamo ridotti a dover pagare 260 euro al mese di contributi rimanendo a casa da lavorare, mutui che vanno avanti perché non bloccano i mutui personali. L'unica cosa che abbiamo visto in 7 mesi è stata una forte divisione del comparto nostro, ci hanno messo in lite tra noi pescatori. Sotto accusa c'è anche la composizione del CDA e di come sono ai vertici le 14 cooperative. Per quanto più del 50% dei soci del consorzio sia composto da donne, oltre 700 su un totale di poco meno di 1400, nessuna donna guida una cooperativa, né ci sono donne con ruoli di riferimento all'interno del CDA. Ennesimo segnale, secondo quanti riuniti in protesta, che il consorzio avrebbe perso il contatto con la realtà. Il maschilismo che purtroppo ancora una volta non ci fanno entrare in nessun modo in questo benedetto CDA o nelle cooperative. Sarebbe un momento di cambiare un po' tutto il sistema. Tanti fuochi accesi per riscaldare il clima tra Porto Tolle e Scardovari. Il settore è in ginocchio e senza interventi si rischia il disastro.